Non si poteva far di peggio, soprattutto perché si crea un clima anti-impresa che è da tanto che non vedevamo, ci sentiamo molto soli in questo momento. La manovra finanziaria non aiuta le imprese, di più peggiora solo le condizioni del ceto medio. La numero uno degli industriali trevigiani e padovani lo ha detto chiaro e tondo a margine dell'incontro dedicato alla trasformazione digitale a Treviso, che ha visto la partecipazione di decine di imprese da tutto il nord-est. Hanno fatto un disastro praticamente su tutto, perciò non darei un ordine di priorità, semplicemente vanno a colpire un ceto medio con il tema della tassa sull'auto, vanno a colpire aziende che di fatto hanno investito, hanno lavorato con la plastic tax, senza permettere poi che ci sia effettivamente un percorso, perché il dramma di questa manovra è che non si vede una visione, un percorso, ma bensì sono tutte delle azioni che vengono fatte nell'immediato e dove di fatto non si vede un filo conduttore vero e proprio. Nel mirino soprattutto la cosiddetta plastic tax, la tassa sulla plastica che andrebbe a colpire l'intera filiera, soprattutto gli imballaggi. Solo nel Veneto si trova l'11% della produzione nazionale, 1400 aziende, ma la bocciatura è su tutto. Dov'è la visione? Dov'è la politica industriale? Dov'è che stiamo andando? Ma ci paragoniamo con i grandi paesi o ci paragoniamo con chi? Non vediamo sostegno, ma più che sostegno economico noi non vediamo sostegno all'impresa. Questo è il punto. A dar manforte anche l'ospite del convegno, Marco Tronchetti Provera, oggi vicepresidente esecutivo di Pirelli. Con questa manovra è molto difficile vedere da dove si possa valutare un impatto positivo sulla crescita. È molto difficile fra forze che hanno fra di loro grosse differenze trovare un punto di equilibrio. Quello che stiamo osservando è un tema politico. In casa Confindustria intanto è in corso il dialogo con l'Associazione di Venezia. L'obiettivo della maxi fusione resta una priorità, nonostante la strada non sia affatto in discesa. Ci sono difficoltà, Venezia è un po' diversa, eccetera, ma queste diversità sono delle difficoltà o sono delle opportunità? Secondo me sono delle grandi opportunità.